Eder. Mac. Pallister. I contorni della strage che ha insanguinato Monreale nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile 2025 restano ancora in via di definizione, ma emergono nuovi elementi che iniziano a delineare un quadro sempre più inquietante. La Procura di Palermo, che ha subito aperto un fascicolo coordinato dal pubblico ministero Felice De Benedettis, sta conducendo indagini serrate. Al momento non risultano formalmente indagati, ma diversi giovani palermitani provenienti dai quartieri popolari dello Zen e di Borgo Nuovo sono stati messi sotto torchio dai carabinieri della Compagnia di Monreale. Secondo quanto riportato da Palermo Today e confermato dall'ANSA, i carabinieri hanno iniziato a interrogare un primo gruppo di sospettati già nella serata di domenica 27 aprile. Tra loro spicca un 19enne residente allo Zen, con piccoli precedenti penali, e un 20enne di Borgo Nuovo. A seguire sarebbero stati ascoltati anche altri giovani appartenenti alla stessa compagnia, tutti coinvolti direttamente o indirettamente nei tragici fatti di Monreale. La furia omicida ha spezzato la vita di 3 giovani incensurati di Monreale: Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni e Massimo Pirozzo, 25 anni. Miceli e Turdo erano cugini e lavoravano come carpentieri nell'impresa di famiglia. Massimo Pirozzo invece si arrangiava con lavori saltuari. Secondo una prima ricostruzione fornita da Denkronos, Andrea Miceli, prima di essere colpito a morte, avrebbe messo in salvo la fidanzata, accompagnandola all'auto e raccomandandole di non uscire dall'abitacolo. Poi sarebbe tornato verso il locale per soccorrere il cugino, rimanendo mortalmente ferito sotto il fuoco dei sicari. I primi dettagli sulla dinamica emergono dal Giornale di Sicilia. La tragedia si è consumata intorno all'1 di notte davanti al locale Caffetteria 365 in via Benedetto d'Acquisto, a pochi passi dalla centrale piazza Duomo di Monreale. Un gruppo di circa 10 giovani palermitani, giunti nella cittadina forse per una serata di svago o come si ipotizza per tentare un furto di motocicli, ha iniziato a girovagare tra i veicoli parcheggiati. Sarebbe bastata una frase: "Ma come guidi?", indirizzata a uno dei palermitani per una manovra azzardata con il motorino, a innescare la scintilla. Da lì insulti, spinte, il lancio di sedie e tavolini, caschi usati come armi improvvisate. I palermitani si sarebbero poi allontanati, solo per tornare poco dopo, armati e decisi a vendicarsi. Almeno 2 pistole semiautomatiche sono state utilizzate nella sparatoria, come si deduce dal ritrovamento di una ventina di bossoli sull'asfalto. Gli assassini avrebbero esploso numerosi colpi ad altezza d'uomo, seminando il panico. Proiettili si sono conficcati persino nelle fioriere e negli arredi urbani. Andrea Miceli e Salvatore Turdo sono stati i primi a cadere sotto i colpi, seguiti da Massimo Pirozzo, colpito da un proiettile vagante. Gli altri 2 feriti, Nicolò Cangemi, 33 anni, e un ragazzo di 16 anni, sono stati ricoverati ma non sarebbero in pericolo di vita. Gli investigatori, grazie all'analisi delle telecamere di sorveglianza e ad altre testimonianze raccolte, hanno rapidamente individuato 2 sospetti principali: il 19enne dello Zen e il 20enne di Borgo Nuovo. I 2 si sono presentati spontaneamente, uno di loro per denunciare il furto del proprio motorino, tentativo rivelatosi goffo e inutile, poiché ha attirato su di sé ulteriori sospetti. Pur non essendo ancora formalmente indagati, entrambi hanno già nominato un legale di fiducia, il che fa pensare a un imminente aggravamento della loro posizione. Nelle prossime ore potrebbe scattare il provvedimento di fermo. 2 le piste principali sulle cause della tragedia: un tentativo di furto sventato di uno scooter scoperto dagli avventori del locale, oppure la discussione nata da una manovra spericolata con un motorino. In entrambi i casi la reazione violenta dei palermitani è stata spropositata e devastante. La strage ha sconvolto profondamente Monreale, cittadina nota per il suo patrimonio arabo-normanno. In segno di lutto, l'amministrazione comunale ha annunciato l'annullamento della storica festa del Santissimo Crocifisso, giunta alla 399esima edizione. Il sindaco ha dichiarato il lutto cittadino nei giorni delle esequie e ha deciso che il comune si farà carico delle spese funebri per le 3 vittime. Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha parlato di allarme socio-educativo più che di allarme sicurezza, sottolineando la necessità di una profonda riflessione sulle condizioni di disagio e degrado che affliggono troppi giovani, spingendoli verso spirali di violenza insensata.
In un clima di esasperazione e dolore, dopo la sparatoria, alcuni parenti e amici delle vittime hanno aggredito i sanitari del 118 giunti sul posto e successivamente anche quelli dell'ospedale Ingrassia di Palermo, dove erano stati trasportati Turdo e Pirozzo, arrivati purtroppo già senza vita. Anche l'ambulanza è stata danneggiata, come documentato dalle immagini diffuse dalla pagina ufficiale della Seus 118. Al momento gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per raccogliere ulteriori elementi. Si cerca di rintracciare le armi utilizzate, di stabilire esattamente le responsabilità individuali e di comprendere se vi siano altre persone coinvolte nella spedizione punitiva che si è conclusa nel sangue. Quale appartamento? Perché nessuno mai ha detto che gli ha dato l'appartamento? Dove l'ha trovato? Pulita in quel modo? Che c'erano gli abiti che ancora profumavano di bucato. Sebastiano Visintin, il re dei coltelli e delle contraddizioni. Una commedia tragica nel caso Liliana Resinovic in Trieste. Le voci violgono in sacchi neri e i sospettati pedalano veloci come Lance Armstrong in fuga dai paparazzi. Il caso della morte di Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata il 5 gennaio 2022 in un boschetto triestino, è una telenovela che farebbe invidia a Beautiful. Al centro della scena, il marito Sebastiano Visintin, fotografo e affilatore di coltelli, che sembra uscito da un film di Dario Argento con una sceneggiatura scritta da un comico ubriaco. Dopo 3 anni di indagini che si muovono con la velocità di un bradipo in ferie, Visintin è finalmente indagato per omicidio. Ma come ci siamo arrivati? Preparatevi a un viaggio tra dichiarazioni ufficiali, apparizioni televisive degne di un cabaret e una gestione del caso che sembra orchestrata da un gatto che gioca con un gomitolo di spago. Sì, quello spago. Dal giorno della scomparsa di Liliana, Sebastiano si è trasformato in un one-man show, dispensando versioni dei fatti con la coerenza di un politico in campagna elettorale. La mattina del 14 dicembre 2021, dopo aver fatto colazione con la moglie, dice di essere uscito per un giro in bici sul Carso, filmando il tutto con una GoPro come un influencer in cerca di like. Peccato che il suo alibi sia più bucato di un colabrodo, una commessa di una pescheria dove lui sostiene di aver consegnato coltelli, giura di non averlo mai visto. Sebastiano non è passato di qui, dice, probabilmente mentre affettava un branzino con un coltello non affilato da Visintin. Ma il vero colpo di genio arriva con i video del suo giro in bici. I filmati sembrano manipolati. In uno, Sebastiano percorre 500 metri in 18 secondi, come se la sua bici fosse un razzo SpaceX. In un altro copre 800 metri in 13 secondi, raggiungendo i 250 km/h. Altro che Tour de France, qui siamo al Tour de Fantascienza. Forse Sebastiano voleva dimostrare di essere Usain Bolt su 2 ruote, ma l'unica cosa che ha dimostrato è che i suoi video sono più sospetti di un gatto che fissa un acquario. Sebastiano non si limita a pedalare, è un habitué dei salotti TV da quarto grado a pomeriggio 5, dove dispensa perle di saggezza con la nonchalance di un divo di Hollywood in pensione. Uno dei momenti clou, il mistero del cordino, compatibile con quello trovato attorno al collo di Liliana. Visintin racconta di aver trovato una matassa di spago in casa e di averla consegnata agli inquirenti, ma quando Federica Panicucci lo incalza pomeriggio 5, lui si trincera dietro un «Cosa vuoi che ti dica?» Caro Sebastiano, magari la verità? O almeno una bugia più credibile, già che ci siamo. Non contento, durante un'intervista a Chi l'ha visto, solleva dubbi sulla relazione tra Liliana e Claudio Sterpin, l'amico speciale della moglie, insinuando che l'amore fosse a senso unico. Bisogna vedere se lei era d'accordo, dice, come se Liliana avesse bisogno del suo permesso per innamorarsi. E sul cordino. Potevo buttarlo via, ma l'ho portato alla polizia. Bravo Sebastiano, un punto per l'onestà, o forse solo un tentativo goffo di sembrare innocente. Il suo avvocato, Paolo Bevilacqua, è disperato. Gli ho detto di smettere di andare in TV, è controproducente. E ha ragione. Ogni apparizione di Visintin è un autogol clamoroso, come quando a quarto grado dà 3 versioni diverse sulla fede nuziale di Liliana, scomparsa dal suo dito. Prima dice che era una dimenticanza, poi che l'ha presa il fratello Sergio, poi che era in una scatoletta e infine in un cassetto con la catenina della madre. Sebastiano, scegli una storia e attieniti a quella, per favore. Non è che stiamo giocando a Cluedo. Le dichiarazioni di Visintin sono un catalogo di perle.
Quando la perizia medico-legale rivela una frattura alla vertebra di Liliana, lui tira fuori un aneddoto degno di un film di Tarantino. Anni fa abbiamo avuto un incidente, siamo finiti sotto un camion. Forse la vertebra. Sottotesto. Sì, ok, c'è una frattura, ma è colpa di un tir di 10 anni fa. Certo, Sebastiano, e magari Liliana si è strangolata da sola con quel cordino per fare un TikTok estremo. Il movente economico, ipotizzato dal fratello Sergio e dall'amico Sterpin, è un altro capitolo esilarante. Sergio sostiene che Sebastiano temeva di perdere la pensione di reversibilità e l'eredità di Liliana, tanto da lamentarsi: con 560 euro di pensione non ce la faccio. E poi ci sono i famigerati 20.000 euro in contanti, visti in casa Visintin e poi volatilizzati come un coniglio in un cilindro. Sebastiano, hai controllato sotto il divano? Ma il colpo di teatro arriva nell'aprile 2025, quando, fresco di perquisizione domiciliare, durata 7 ore, con sequestro di coltelli, guanti rossi e un maglione giallo, Sebastiano scappa in Austria. Non per fuggire, sia chiaro, ma per riposarsi. Sono a Velden. Ci sono belle signorine, dichiara all'Ansa, mentre descrive la sua giornata. Bici, sauna, cena con amici e un tuffo nel lago gelato. Immaginate la scena. Gli inquirenti setacciano la sua casa e lui, Serafico, pedala in Carinzia come un pensionato in libera uscita. Altro che fugitive, qui siamo a vacanze di Natale. Se Sebastiano è il protagonista di questa commedia, gli inquirenti sono i registi che hanno dimenticato di girare il film. 3 anni per indagare Visintin, nonostante le sue condizioni siano più evidenti di un elefante in salotto. La perizia medico-legale di Cristina Cattaneo, che esclude il suicidio e conferma l'asfissia meccanica, arriva solo nel 2025, dopo una riesumazione del corpo e anni di ipotesi fantasiose. Nel frattempo Sebastiano viene rinviato a giudizio per diffamazione, querelato dai vicini per aver insinuato che avessero rubato le chiavi di casa. Perché indagarlo per omicidio quando puoi perseguitarlo per pettegolezzi? L'intercettazione ambientale nella sua auto, dove parla del cordino con un amico e sembra calibrare le parole per gli inquirenti, è un altro indizio ignorato per troppo tempo. E che dire della testimonianza di Jasmina Zivkovic, l'amica albergatrice che rivela i litigi tra Liliana e Sebastiano? Non lo sopporto più, avrebbe detto Liliana, chiedendo letti separati in hotel. Eppure gli investigatori hanno impiegato 3 anni per accendere il faro su Visintin, come se aspettassero che confessasse in diretta a porta. Il caso Liliana Resinovic è una tragicommedia che mescola l'assurdo al grottesco. Sebastiano Visintin, con le sue pedalate supersoniche, le storie sul cordino e le fughe in Austria, è il perfetto antieroe di questa storia. Un uomo che sembra sempre a un passo dalla verità, ma scivola su una buccia di banana mediatica. Gli inquirenti, dal canto loro, hanno trasformato un giallo in un puzzle senza pezzi, lasciando che il pubblico di quarto grado facesse più indagini di loro. E così, mentre Sebastiano si rilassa tra una sauna e un tuffo nel lago ghiacciato e Liliana attende giustizia, noi spettatori possiamo solo ridere amaramente di un caso che sembra scritto da Kafka con la consulenza di Totò. La morale? Se hai uno scheletro nell'armadio, non andare in TV a mostrarlo. E se sei un investigatore, magari accendi quel faro un po' prima. Nota dell'autore. Questo articolo si basa su fonti verificate. Il sarcasmo invece è tutto nostro. Per aggiornamenti futuri potete consultare Quarto Grado, Chi l'ha visto, o rincorrere Sebastiano in Austria, ammesso che non stia facendo una sauna o un tuffo in un lago ghiacciato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.